Si chiama tuta absoluta, è un parassita che sta infestando le coltivazioni, in particolare di pomodoro. Oggi siamo venuti a constatare, ahimè, i danni che questo parassita fa. Siamo al Cavallino, siamo in provincia di Venezia e siamo nell'azienda del signor Daniele Munerotto. Siamo insieme anche a Luciano Scarpa, che è invece il responsabile di zona del San Donatese della Confederazione Italiana Agricoltori. Allora, eccoli qua, questi sono i pomodori che hanno subito il danno di questo insetto. La sua coltivazione, diciamo, quanto è andata persa? Ma penso in grandi linee il 90% del prodotto. Ecco, vediamo che questi pomodori sono, cioè, alla fine, Da buttare. da Sono buttare. tutti da buttare, perché il pomodoro è buono ma non si può commercializzare. Perché ovviamente questo animaletto che cosa fa dentro al pomodoro? Praticamente si sviluppa la mina, fa la larva, diventa mina, la mina buca il pomodoro, si nutre e fa questi risultati, insomma. E non è l'unica azienda, però, Luciano, che ha subito questi danni. Purtroppo no, tutte le altre aziende, comunque chi più chi meno, hanno subito dei danni simili. È una cosa che si è sviluppata particolarmente in questi ultimi anni. Prima, fino a 5-6 anni fa, non ne conoscevamo quasi l'esistenza di questo insetto, che poi è originario del Sud America. È arrivato in Europa nel 2006, è sbarcato in Spagna e poi dalla Spagna in Puglia, che ha distrutto i raccolti per molti anni nelle regioni del meridione. Adesso ce l'abbiamo da alcuni anni anche noi, ma con la violenza di quest'anno non abbiamo mai visto un attacco del genere. Le Ecco, io cause... mi avvicinerei proprio per esempio a questa pianta, guardate come sono secche queste foglie. Sì, il danno lo fa sul frutto, sulle foglie, ma attacca la pianta completamente dal frutto alle foglie ai fiori, insomma è voracissima. Il ciclo di questo insetto è che da farfalla, è una farfalla, da farfalla, poi la farfalla depone le uova nel pomodoro, nella pianta, nei fiori, eccetera. Poi nascono le uova nascono le larvette, queste cominciano a nutrirsi del frutto o della pianta e fanno il danno. La larva poi diventa farfalla e per una decina di generazioni riescono a fare una decina di generazioni l'anno nel periodo. Io penso che quest'anno sia stata particolarmente dura, aggressiva, per il fatto anche che quest'inverno non abbiamo avuto molto freddo e quindi non sono Non molti certo. insetti. Abbiamo un attacco particolarmente violento, insomma. Ringraziamo Daniele Munerotto e Luciano Scarpa e diamo il benvenuto a Paolo Quaggio, che è il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia. Questo problema, Presidente, va risolto velocemente, perché abbiamo capito che i danni sono davvero ingenti, ma dal suo punto di vista quali sono le strategie da mettere in campo? Beh, sicuramente si vorrà un coordinamento, diciamo, di strategia, non una strategia unica. Dapprima sicuramente le aziende agricole. La lotta a questo insetto non può essere fatta in serra, solamente una lotta chimica, deve essere fatta una lotta più di tipo biologico, una lotta integrata. C'è bisogno però appunto che le aziende partecipino in toto a questo programma, perché altrimenti l'azienda singola non ha la possibilità assolutamente di risolvere il problema, né per lei né per gli altri. Da un altro punto di vista bisogna che le varie istituzioni, da quelle locali per certi versi a quelle provinciali, quelle regionali, per arrivare al nazionale, visto che poi non è un problema solo del Cavallino, ma è un problema che ha toccato anche molte altre regioni, ci sia la volontà e la voglia proprio di uno studio approfondito dell'insetto, del suo diciamo, svolgimento, della sua crescita nell'ambito dell'anno, in maniera da creare i presupposti per una lotta efficace, in questo caso proprio anche a livello nazionale, perché no? Perché solo così si ha la possibilità di, non dico distruggerlo, ma di contenere assolutamente i danni che può fare. Io ringrazio Paolo Quaggio, presidente della CIA di Venezia, e qui dal litorale veneziano, da Cavallino e tutto, ridiamo la linea allo studio.